Allora, bene, eccoci qua. Una nuova live. In live contemporaneamente su TikTok, su YouTube e su Facebook. In mia compagnia fino alle ore all'incirca, più o meno alle ore 17, va bene? Per comunicare con me vi conviene preparare carta e penna perché durante il corso di questa live io vi andrò a ricordare continuamente il mio numero di telefono per telefonare in questa live, perché non è una live dove vanno messi i commenti, perché ho disattivato i commenti, non sono quello che si mette lì a leggere i commenti, a vedere cosa scrivete e a perdere tempo. Tempo da perdere non ce n'ho, quindi per parlare con me bisogna telefonare in live. Il numero di telefono lo potete ricavare dal link del mio profilo TikTok, oppure io ve lo dico e voi lo segnate su un fogliettino di carta. Oggi mi vedete senza barbetta, abbiamo cambiato un po' look, spero che non so se è meglio o è peggio, fatemelo sapere poi nei commenti, va bene? Oppure nel telefonarci. Allora, il numero di telefono tra poco lo vado a ricordare, facciamo crescere prima le persone in live. Andiamo a salutare quelli che ci seguono da YouTube. Un abbraccio a tutti quelli che mi seguono da Facebook. Allora, il numero di telefono per parlare in questo momento con me è 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Per tutti quelli che vogliono comunicare con me. È una live per tutti, potete chiedermi qualsiasi cosa, basta purché non mi chiedete per la salute. Perché per la salute esiste il medico, io dico sempre, per la salute esiste il medico. Va bene? Allora, vediamo. 345 630 81 72. Ciao Lucy, buonasera. Buonasera da YouTube. Salutiamo a Lucy. Buon pomeriggio a Lucy. Allora, ripeto, potete chiedermi quello che volete. Bisogna telefonare, Lucy, il numero di telefono è quello che vedete nello scrollo, non è una live con leggere risposte, domande, bla bla bla. Quindi il numero di telefono è quello che vede nello scrollo. Prendi il numero, chiami in live, in diretta e puoi chiedermi tutto quello che vuoi, puoi farmi tutte le domande che vuoi. Ok? Allora, ripeto, per voi che siete abituati a scrivere commenti, mi riferisco sul TikTok, tutti voi che seguite abitualmente questi cartari che vedete con le carte in mano. Ciao Gino Cacioppo, buon pomeriggio anche a te. Allora,
la cartomanzia è una cosa molto seria, molto delicata, io lo voglio ricordare, lo voglio dire a tutti. In tanti si stanno imponendo qui su TikTok cartomanti improvvisati e poi minacciano le persone. Allora, quanti di voi siete stati minacciati da questi cartomanti sensitivi che si improvvisano su TikTok? Voglio che voi chiamate in diretta anche anonimamente e mi dite: sì, sono stato minacciato pure io, perché sto ricevendo parecchie lamentele che tanti cartomanti che stanno qui su TikTok stanno minacciando le persone a estorcergli denaro. Va bene? Allora, la cartomanzia è una cosa seria, una cosa delicata, quindi se voi mi andate a chiamare persone che non capiscono un tubo di cartomanzia e vi dicono le cose tanto per dirle, vi possono creare disguidi energetici, cioè a livello di energie. Quindi la cartomanzia è collegata con la energia mia è quella della persona che vado a fare le carte. Se questo è un modo sbagliato, vi rovino a voi energeticamente. Ma io come faccio a farvelo capire perché siete una banda di ignoranti? Pronto? Sì, buonasera. Volevo un appuntamento in privato con lei, se è possibile. Chiedo scusa. Sì, signora, mi puoi chiamare subito dopo la live, se no faccia così. Tra che ora? Allora, alle ore 17, però lei mi manda una richiesta su WhatsApp a questo numero e avrà ogni spiegazione in merito. La ringrazio, lo faccio immediatamente. Arrivederci. Buonasera, dopo. Arrivederci, Ciao. signora. Ciao. Allora, io dicevo appunto che un consulto sbagliato, errato, fatto da persone improvvisati cartomanti, perché attenzione, voi state facendo, io vi chiamo ignoranti perché voi state facendo una confusione. E poi attenzione, ignorante o ignoranti non è una parola offensiva, vuol dire ignorare un discorso, ignorare una cosa. Allora, voi siete ignoranti perché ignorate la vera cartomanzia. Qua ci sono cartomanti che si mettono col mazzo di carte in mano per prendere follower, non altro. E voi tutti a scrivere commenti. Fate donazione di 400 monete, 300 monete, cioè tutti a fare donazione per avere una risposta da persone incompetenti. Allora, io dico sempre, prima di fidarvi, prima di chiamare un cartomante, un mago, chiunque sia, andate su YouTube, scrivete il nome della persona che voi state chiamando. Se su YouTube esce tutta la vita, tutta la storia della persona che state chiamando, e allora vi potete fidare. Ma se su YouTube scrivete Mago Chiapparillo e non esce niente di quella persona, ma è uno che si è improvvisato alla sera al mattino, ok? Andate su YouTube, scrivete il Santone di Avella, vedete la scritta, il Santone di Avella, vedete cosa esce fuori. Esce la mia vita, il mio percorso di oltre 40 anni, trovate i miei video di quando avevo 20 anni, oggi ce n'ho 63. Cioè, riuscite a captare questa cosa che vi sto a dire? Poi chiamate a questi cartomanti che stanno qui su TikTok, gli date le vostre date di nascita, poi vi minacciano che vogliono i soldi, poi sto avendo lamentele del genere. Quindi fate attenzione a chi chiamate. Allora 345 630 81 72, ripeto 345 630 81 72 per parlare con me. Io ricevo in provincia di Caserta e mi reco a domicilio in tutta Europa. Pronto? Pronto, salve maestro Cleo. Buonasera. Buonasera. E nulla, vorrei sapere se
la persona giusta, ci avrò un futuro. Non hai un fidanzato tu? No. E stai in grazia di Dio, che te lo fa fare? Da dove chiami? Cicciano. Cicciano, sei la mia solita amica? Chi? Eh? Chi amica? Ah? Non ho capito, chi amica, non ho capito. Come ti chiami? Maria. E quindi sei la mia amica? Maria, diamo la tua data, dai. 20/08/96. Dovevi già averle incontrato sta persona, ancora devi incontrarlo? No. Fermami quando vuoi. Ferma. Ma vedo l'incontro molto vicino, Maria. Più o meno, tempistica. Guarda qua, mi esce la carta del lavoro della coppia che sta qua. Del lavoro? No, la carta della coppia, guarda qua, sta qua. Ah. Quindi per uscire questa carta qui sta a indicare che è molto vicino una conoscenza, un incontro. Capito? Sì. Quindi ancora non la conosco sta persona, non sarà nessuno dei miei ex, nessuno che conosco, no, è una persona nuova, Maria. È una nuova persona che incontrerai casualmente oppure tramite i social. Oggi l'incontro può venire da un momento all'altro come si vuole. Sì. E quindi sarà la persona ideale. Tu fai una cosa, appena incontri questa persona mi chiami e io vado a controllare se è la persona ideale per te. Ah, ok. E quando è più o meno? È molto vicino, Gioia. E poi con questa persona ci può nascere qualcosa. Qualcosa di molto serio e delicato. Ho capito. Ok? E quindi mi creo una famiglia prima o poi. Sì, hai voglia tu. Non ti preoccupare. Va bene. Garantito. Grazie. E invece come ambito lavorativo riuscirà questa cosa che io dovrò portare a termine? Questo tuo progetto si realizzerà, Maria. Ogni cosa verrà al momento giusto. Quindi anche questo tuo rapporto di progetto futuristico, io ti dico che andrà bene. La ringrazio, gentilissimo. Ciao bella, ciao. Ringraziamo a Maria. Buon pomeriggio all'amica Maria. Le linee ritornano libere 345 630 81 72. Lo dico piano piano. 345 630 81 72. Pronto? Pronto, buonasera maestro. Buonasera. Rosa. Da dove chiami? Chiamo da Foggia. Da Foggia, dimmi tutto. Maestro, io volevo sapere un po' la situazione lavorativa, perché al momento sono senza lavoro e devo fare un concorso anche pubblico a metà aprile. E insomma sto un po' in un limbo, perché poi sicuramente per il concorso ci vorrà tempo. E volevo sapere se avrei trovato qualcosa a breve. Vediamo. Dammi la tua... Che segno sei? Quanti anni c'hai? Così ne facciamo prima. Ho 57 anni e 25 09 64. Ok, fermami quando vuoi. Fermo. Ok.
e andiamo a vedere se trovi qualcosa di buono. Sì, mi esce il sole uscente e mi esce la ruota della fortuna. Sta a indicare che le cose andranno al verso giusto e presto avrai anche un cammino lavorativo migliore. Questo entro e non oltre il mese di giugno. Grazie allora. Ok? Speriamo bene, va bene, la ringrazio tantissimo. Auguroni, auguroni. Grazie. Prima di telefonare mettete il seguo, mi raccomando, mettete il seguo, facciamo crescere questo mondo di TikTok. Pronto? Buonasera. Buonasera. Mago di Avella, come sta? Tutto bene, con chi ho il piacere di parlare? Io sono Antonio e allora ci conosciamo da 30 anni. Mamma mia. Da quando facevate la trasmissione che ci stava anche il prete vicino a voi. Ah, tu sei il cameraman di TLA o TLA, non mi ricordo. No, io sono un vecchio vostro cliente. Sì. Vabbè, mo ti devo dire la verità, quando inizio a fare queste live, queste dirette, volevo mettere il cappellino, però mo adesso ho 63 anni, sono un po' vecchiarello. Però il cappellino era giusto per farmi ricordare chi ero io, il cappellino. Sì. Mi ricordo che mi avete dato di numeri 4,40 e pesi dampo. Vedi quanta cosa mi ricordo. Quando si faceva un bancolotto, mo ci imbrogliano, mo. Sì, mo oramai. Di dove sei? Napoli? Sì, sono di Napoli. Io poco, quanti anni stiamo parlando? Sì, tu quasi 30-35 anni. Eravamo giovani. Gli anni passano, andavo frate. Però allora io adesso ho un problema, no? Dimmi, Andò. Diciamo che ho fatto delle cose e mi sono indebitato. E c'ho parecchi che non riesco a managere. Vorrei vedere un po' che se riesco a uscire da questa situazione. E poi c'è anche una causa, diciamo, su una cosa che adesso ho messo tutto bene. Vediamo subito, Antonio, dammi la tua data di nascita. Allora, 4/9/1956. Ho fatto dei debiti, poi per il gioco, giocate, cose. Fermami quando vuoi. Ferma. Allora, il gioco io non lo consiglio più a nessuno, perché prima, quando si giocava il lotto, facevano vedere i numeri quando ti davano per televisione. Prima che c'era un ragazzino che travi i numeri andava là in due pannerie. Oggi è tutto computerizzato, loro sanno prima che ti che già sanno che ti hai uguale. Quindi oggi l'unico gioco che si può giocare, stammi a sentire, ma no a pigliovizzi, una volta ogni tanto, o gratta e vinci, perché il gratta e vinci fa parte di un pacchetto che già hanno preparato e ci sta una vincita dentro, mo che acchiappa. Lo so questo, intanto ho fatto i debiti, faccio nominate, comunque non riesco a maneggiare questa situazione, voglio vedere se riesco ad uscirne vincente. Vediamo che cosa dicono le carte. Allora, Andò, le carte ti dicono, mi esce l'angelo,
mi esce il viaggio che ti dicono per risolvere questa situazione le carte ti consigliano di andare via da Napoli, trovare altrove come lavorare Sì. e col tempo ce la farai ad uscirne fuori. C'è sicurezza, vedi? Ce la farai ad uscirne fuori. Come anche l'appello che hai messo andrà a quanto bene, tutto sta in mano a chi ti sta a dirigere l'avvocato, no? Sì. Ma riguardando i debiti, questo e quell'altro, con duri sacrifici ce la farai, ma non stando a Napoli. Le carte ti danno il viaggio, spostarti da Napoli per trovare fortuna. Ho capito. Ok? Va bene. Allora io ti ringrazio e poi ti chiamerò e al limite ci vediamo da vicino. Come no, mi è fatto piacere sentirti dopo 30 anni, Andò. A tutte le persone che veramente sei l'unico proprio che sai fare tutto come sensitivo, come... Grazie Andò, grazie. Ciao, un bacione. Ciao. Allora, queste sono telefonate belle perché sono persone che dopo tanti anni che mi seguono, da 40 anni che mi seguono in TV, mi vedono e mi chiamano. Questo è bello, non questi 4 ladri che vedete con le carte qui sopra per prendervi per il culo. Pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Io sono Anna. Da dove chiami, Anna? Da Modena. Modena, bellissimo. Sì. A Modena, vicino a Modena, sono stato tanti anni fa, un paesino che si chiamava, mamma mia, no, vicino a Modena c'era un paesino che si chiamava, c'era una maga, tanti anni fa si chiamava Mamma Teresa, una cosa del genere. Sono andato a trovare questa collega, però non mi viene il nome, vabbè. Dimmi tutto. Dunque, io stavo con una persona, ci siamo lasciati, adesso ritorna a Fattapolino con le chiamate. Volevo sapere cosa vuole, cioè vabbè, è carino quando mi chiama, però diciamo vorrei capire che cosa... È un tuo ex? Sì, però ha ricominciato a richiamarmi. Dammi le tue date. Allora, 9462. Mm-hmm. Lui? Sì, è lui? Lui ha 55 anni, è il 30 novembre. Che segno è, scusami? Lui è Sagittario. Ok, perfetto, andiamo subito un attimo solo. Allora, il paesino si chiamava San Felice sul Panaro. Ah, sì. Mi è venuto in mente. Allora, fermami quando vuoi. Stop. E andiamo a vedere. Gioia mia, è venuto solo per crearti altri problemi, altri disguidi, perché questa è una persona che non sa nemmeno lui cosa vuole, è molto confuso, capito? Quindi, come già nel passato ti ha creato scombini, è prontissimo a creartene altri. Quindi il consiglio che io ti do, mandalo a quel paese. Sì, ma c'è qualche altra persona? Per te? Sì. Vediamo, andiamo subito a controllare, un attimo solo. Vediamo se ci sarà qualcun altro.
Fermami quando vuoi. Stop. Ok. Sì, troverai la persona adatta, sinceramente, e quella lì giusta, ideale, che fa per te la persona, diciamo, quella lì della tua vita, diciamo, la incontrerai verso il mese di luglio. Attenzione, io quello che dico ve lo metto per iscritto, do la sicurezza al 101%, perciò non fatene problemi quando dico una cosa. Bene. Il mese di luglio troverai la persona adatta. Bene. Allora, grazie mille. Un abbraccio. Buona serata. Un Ciao, abbraccio. ciao, continua a seguirmi. Ciao. Certo, l'ho sempre fatto, era da tempo. Grazie. Grazie. Ciao. Allora voi tutti mettete il seguo, anche perché tutti voi che mettete il seguo verrete aiutati con preghiere di aiuto che ogni sera il mio gruppo di preghiera si organizza per fare preghiere di aiuto. Pronto? Salve. Sono Michela Piselli. Piacere mio, Michela, da dove mi stai chiamando? Dalla Calabria. Dalla Calabria. Cosa posso fare per te? Niente, io vorrei sapere, perché praticamente ho un sogno da quando ero piccolina, vedere di entrare nei carabinieri, solo che purtroppo ho superato il limite d'età. Vorrei sapere se dove sto facendo ricorso e tutto quanto, riuscirò o no? Vediamo subito. Allora, dammi la data di nascita. 11/5/95. Fermami quando vuoi. E come mai te ne sei accorto tardi? No, non è stato perché mi sono accorto tardi, è che purtroppo sono stata con uno che mi ha obbligato a non farlo, poi più ho sofferto d'ansia. C'ha testa tua, mannaggia. Sì, hai ragione. Ai, mai farsi obbligare e farsi comandare. La vita è una sola. No, devo darti cattiva notizia, non ce la farai perché mi esce la carta del diavolo, quindi non andrà a buon fine. Mi dispiace. Va bene, la ringrazio. Un bacio. Arrivederci. 345 630 81 72. Fate una cosa, voi tutti che volete prendere il mio numero di telefono, vedete che sul mio profilo ci sta il video dell'oroscopo di questa settimana. Nello scrollo trovate il numero di telefono, così ve lo prendete una volta per tutte. Del video dell'oroscopo della settimana, perché ho pubblicato sul mio profilo TikTok il video dell'oroscopo. Lì c'è lo scrollo col numero di telefono. Pronto? Scusa, mi sono di nuovo Antonio, Dimmi. il signore di prima. Dimmi, Antonio. Senti, ma su Lega cioè avrò qualche colpo di fortuna, qualcosa che io posso andare avanti? Allora, ascolta. Non ti ho domandato No, allora, colpo, diciamo, ascolta. Sì. Colpo di fortuna, i soldi non cadono dal cielo. Lo so. Allora, il gioco, scordatelo perché ormai sei... non ce l'ho più. Però, il tuo colpo di fortuna, come le carte ti hanno risposto, è fuori Napoli. Devo andare via. Bravo, tu andando via da Napoli ti organizzi
dove trovi fortuna, dove senti di potercela fare, perché ti 66 anni, sì, non vuol dire questo, vuol dire incontrare nuove persone e trovare nuovi modi di agire. Ecco. Ma riesco a pagare ce la farai, ma con molti sacrifici, Andò. Molti sacrifici. Sì. Va bene, scusami se ti richiamo di niente, sono fissato in troppe cose, capito? Non ti preoccupare. Va bene, ciao, grazie. Ciao, stammi bene, ciao. Allora, linee libere 345 630 81 72 per parlare col maestro Cleo. Vi ricordo che mi occupo anche di legamenti e ritorni d'amore per coloro che vogliono salvare i propri momenti difficili sentimentali. Pronto? Buonasera. Buonasera. Mi chiamo Fabiola. Fabiola, da dove mi stai chiamando? Salerno? Sì. Dimmi. Allora, vorrei sapere gentilmente se ci sarà ritorno da parte del mio ex. Abbiamo convissuto 11 anni e poi ci siamo lasciati. Dopo quanto tempo vi siete lasciati? Oh, da quanto Dopo tempo? 11 anni di convivenza. Da quando? 5 mesi che si è allontanato. Allora, mi devi dire quanti anni c'hai? Che segno sei? Allora, io ho 53 anni e sono del Leone. Mm-hmm. E lui si chiama Antonio, ha 51 anni dell'Acquario. Acquario e Leone, va bene. Allora, fermami quando vuoi. Basta. Ok. Anda, giusto? Sì. Ok. C'è un'altra donna di mezzo, amica mia. Sì, lo so. Io te lo devo dire, anche se lo sai, ma te lo devo dire perché mi esce nelle carte. Attenzione, io leggo le carte, non è che dico le cose come vengono. Allora, c'è un'altra donna di mezzo che l'ha scemunito. Esattamente. È una donna, non ti dico. Sì, lo so. E l'ha messo contro di te. Quindi, esattamente. Questa persona, ragione con il cervello e guarda che con lui c'è quella. E quindi è come adesso se tu fossi il diavolo e che le fosse la Maronna. Esattamente. Infatti non lo riconosco più. Allora, il consiglio per chi ritorno che per suo o ritorno che per suo il novecchio. Ma lui è tornato 3 giorni e se n'è andato un'altra volta. E secondo te perché è tornato? Perché ci tiene ancora a te. Sì. Ma poi, bene che sto chiappa che i capelli o di Esatto. E allora non mi fare, io in diretta live non posso a dire alcune cose. È chiaro? Ti dico solo che questo qua è stato manomesso. Dire tu, o manda a chi lo paese o si interviene per fare qualcosa e può portare a te. Tutto qua. Ho capito. Ma questo l'avevo capito, signor Cleo. Lo so, io però no. È completamente plagiato da questa donna. Sì, l'ha scemunito. L'ha scemunito? Posso fare un'altra domanda? Sì.
Sicuramente non penso che non riesco più a tornare con questa persona, ci sarà un nuovo amore per me. Vediamo. Fermami quando vuoi. Sì. Basta. Ok. Allora, si trova chi sta indagato, ce la farà e troverai un'altra persona, perché non sei da buttare via, sei una bella donna ancora, quindi c'è modo e stramodo di incontrare una nuova persona, ma dallo prima chi sta indagato. Questo è il problema, bravo. Bella amica, vedi tu, io consiglio da giurato, ma vedi tu. Lo so. Ok? Va bene, grazie. Se hai bisogno di me, mi trovi in privato. In privato, diciamo, va bene. Ciao, ciao. Grazie, buona serata. Buona serata. Ah, mannaggia, l'amore, che fa, e che fa, e che fa l'amore. Allora, i consulti in privato, riservatamente, senza limiti di tempo, sono a pagamento e si paga 30 euro. Quindi chi vuole un consulto in privato, fissi gli appuntamenti tramite WhatsApp. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera a lei. Allora, io sono di Salerno, sto chiamando da Salerno. Prego. Volevo fare una domanda. Sì. Siccome che mio marito prendeva la pensione di invalidità, adesso prima di Natale è stata sospesa. Giustamente abbiamo fatto ricorso, però non so ancora niente. Perché gli è stata sospesa? Come? Perché gli è stata sospesa poi? Perché secondo loro lui stava bene. Praticamente mio marito tiene la leucemia e quindi sono passati 7 anni, però lui è ancora sotto cura, deve fare ancora i controlli come quelli dovrebbero ammazzare quelli che stanno a governo e che prendono 20.000 euro al mese di chi piglia la pensione, chi piglia... Infatti mio marito gli davano 280 euro. Che vergogna! Che cosa le davano. L'elemosina. L'elemosina è stata pure torta. Praticamente lui adesso ha 63 anni, può cercarsi un lavoro. Secondo loro lui sta bene, può trovarsi un lavoro. Ah, ecco. E non l'avete denunciato a questi farabutti? Abbiamo messo l'avvocato per fare ricorso. Voglio sapere se riusciamo ad avere di nuovo... Quando è nato vostro marito, signora? 16/10/58. Fermatemi quando volete. Ok. Sì, stop. Dovete dire a questi farabutti che l'hanno sospesa a 63-64 anni, chi glielo dà il lavoro, deve dire. A questi farabutti, io sono farabutti, bandi di ladri. Sì. A parte che lui comunque non ce la fa a fare più quel lavoro che faceva, è difficile. Io 250, quando prendeva, avete detto? 2,80 li darei a quelli che stanno a capo e voglio vedere poi se riescono a mangiare sti bastardi, sì. che sono solo bastardi. Il mondo della politica è il più sporco che esiste. E a me mi tocca lavorare tutti i giorni con tanti sacrifici. Signora bella, ce la farete a vincere il ricorso che avete fatto andrà bene, non vi preoccupate, sta qua, vedete? Va bene. Andrà bene, auguroni. Va bene, grazie, la ringrazio. Arrivederci. Buonasera.
Vi rendete conto? La signora deve fare il ricorso di 280 euro di pensione che gliel'hanno tolto. Ma non vi vergognate, dico io, non vi vergognate. Tenete la faccia con mezzoccola vecchia, si dice a Napoli, con mezzoccola vecchia. Vi dovete vergognare a togliere la pensione a un povero uomo che ha 64 anni e ha le leucemie. Vi dovete vergognare, vergognare. Siete la monnezza della gente. Linee libere 345 630 81 72. Chi vuole parlare col maestro Cleo. Vi ripeto, ricevo in provincia di Caserta su appuntamenti, mi reco a domicilio in qualsiasi parte dell'Italia. Pronto? 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 Vabbè, attacchiamo, facciamo prima. Dovete abbassare il volume del telefonino e dovete mettere la cuffietta. Vi faccio vedere per chi ha la memoria corta. Se mettete questa così, con me potete parlare tranquillamente senza che io non vi sento, va bene? Se no non possiamo parlare. Pronto? Sì, salve, vorrei prendere un appuntamento. Mi deve chiamare dopo questa live, signora, alle ore 17 in poi. Va bene, grazie. Mi manda la richiesta su WhatsApp, magari la contatto io dopo, va bene? Va bene, grazie. Arrivederci. Allora, appuntamenti in privato, per consulti in privato, potete fissare appuntamenti tramite WhatsApp o mi chiamate dopo questa live, io rispondo a tutti. I consulti in privato sono su appuntamenti, costano 30 euro, non hanno limiti di tempo, possiamo stare anche mezz'ora a telefono e potete fare più domande, non ci sono problemi. Se invece volete parlare dei vostri problemi sentimentali per salvare un'unione, per fare un ritorno d'amore o un legamento d'amore, allora potete chiamare anche gratuitamente, perché vi devo dare solo spiegazioni in merito a quello che si può fare, come meglio intervenire. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Lorena, chiamo da Bari. Ciao Lorena, dimmi, cosa posso fare per te? Niente, io volevo sapere se riuscirò a rimanere incinta. Non c'hai figli? No, sono anni che cerco Vediamo. una gravidanza. Vediamo, allora. Quanto sei nata? Il 7/11/1991. Da quanti anni sei sposata? Sposata no, però conviviamo da 6 anni e siamo insieme da 11 anni. Ok, fermami quando vuoi. Stop. Ok. Mettete il seguo perché è importante. Fate tap sul monitor per aumentare i mi piaci e condividete. Collaborate con me, amici, se mi volete bene dovete collaborare. Allora, ascoltami bene. C'è qualche problema da risolvere a carattere medico. Io non sono un medico, però le carte mi danno possibilità di gravidanza, quindi tu un figlio in braccio lo stringerai sicuramente, ma devi farti soprattutto dei controlli e delle cure, perché c'è qualcosa che non va. Ma intende su di me o su di lui? Tutte e due. Entrambi. Sì. Fallo e vedrai che andrà tutto bene. Va bene. Ciao Grazie bella, mille. ciao. Salve.
Allora, chi vuole parlare con me solo telefonicamente, non con i commenti, perché non abbiamo, voglio dire, tempo da perdere a leggere i commenti, anche perché sono vecchietto e quindi non riesco a leggere il tutto. Tap, tap, tap qui sulla mia fronte, velocemente, e condividete con i vostri amici, grazie. 345 630 81 72 345 630 81 72. Il maestro Cleo a tenervi compagnia fino alle ore 17. Per i vostri appuntamenti da vicino potete tranquillamente fissare i vostri appuntamenti in privato anche tramite WhatsApp. Da vicino il costo dei consulti è 50, mentre in privato telefonicamente 30. Non c'è limite di tempo, potete chiedermi tutto quello che volete, non ci sono problemi. Ricordatevi che la magia esiste, è sempre esistita. Da che mondo è mondo è sempre esistito il cartomante o l'indovino. Quindi, cambiando il periodo, con gli anni andare avanti, è chiaro che la magia è stata presa come un gioco, è stata presa di mira da persone che non capiscono un tubo di magia, si improvvisano qui su TikTok con le carte in mano per prendere i follower o per prendere pochi spiccioli di centesimi di donazione, quei puzzati di fame che purtroppo cercano di vivere così, e voi chiamate, poi vi prendono per i fondelli e vi minacciano pure, cose che mi è stato detto dai miei clienti che mi chiamano. Quindi, quando avete a che fare con un personaggio pubblico come il sottoscritto, che opera in questo settore da oltre 40 anni, esattamente dal 1979, fatevi un po' voi i conti, vedete quanti anni sono. Ho fatto un po' di televisione, un poco, come potete vedere scritto qui, Rai, Mediaset e Sky, quindi sono un personaggio pubblico, non sono un improvvisato, sono uno che ha fatto Rai 1, 2 volte la vita in diretta Rai 1, Rai 2 al posto 2 con Alba Dausania, ho fatto Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, ho fatto Striscia la Notizia, Italia 1 con le Iene, Sky, amici, ne ho fatto tanto di TV, quindi non sono uno che stamattina ha comprato il mazzo di carte e dice: mo prende 2 followers, la gente chiama, i scemi chiamano, no, perché così dicono quelli che vi ingannano. Ma uno come me che fa questo da oltre 40 anni ed è la mia attività e lo faccio con professionalità, quindi di chi vi volete fidare? Io non lo so, fate voi, fate un po' voi. Se io faccio un giro adesso su TikTok e vado un po' a vedere, ci sono decine e decine di cartomanti. Nessuno di quello è diplomato, nessuno di quello ha fatto uno studio approfondito di cartomanzia. Sono tutti quelli lì che si sono improvvisati e non sanno nemmeno quello che devono dire con la bocca. Andate a vedere, per sfizio, andate a vedere un pochettino che combinano, andate a vedere un po' che combinano e quanti ignoranti che li chiamano, facendo addirittura delle donazioni. Non state bene, ragazzi. Non state bene col cervello. Siete fusi. Allora, 345 630 81 72 per chi vuole parlare col maestro Cleo.
Quanti messaggi da leggere? Dopo andremo a vedere. Allora, ripeto, chi vuole un consulto lo faccia adesso. 345 630 81 72 per chi vuole parlare col sottoscritto. In mia compagnia fino alle ore 16:45 minuti primi. Ripeto, è una diretta live ogni giorno alle ore 16. Potete seguirmi. Pronto? Pronto, maestro? Signore, nemmeno l'avete messa la cuffietta, abbassate il volume. Mi sentite? Cosa? Sì, mi sentite? Sì, lo sto sentendo ora. Mi dica, signora. Vorrei sapere per mia figlia, per il lavoro. Vostra figlia? Sì, Se trova lavoro? se trova lavoro, sì. Quanto è nata sua figlia, signora? 15378. Mi fermi quando vuole da questo momento in poi, grazie. Lavorava, questo lavoro ora non ce l'ha più, l'hanno tolto. Vediamo, signora bella. Sì, signora, troverà lavoro tutto il mese di giugno. Ok? Ah, nel mese di giugno? Da adesso al mese di giugno, non Ho capito. oltre il mese di giugno. Va bene? Poi non ne trova più? Come? Non lo trova più poi il lavoro? Signore, il lavoro lo troverà da adesso al mese di giugno e Ho capito. troverà lavoro garantito. Ok? Va bene, grazie. Prego, buonasera. Va bene, buonasera. Allora fate tappa sul monitor, facciamo aumentare i mi piaci quando più ne sono, meglio è, e condividete con i vostri amici se vi fa piacere. Salutiamo gli amici dei cuoricini, l'amica dei cuoricini. Pronto? Buonasera maestro. Buonasera. Ci siamo sentiti già una volta e Prego. devo affermare che tutto quello che mi ha detto si è verificato. Mi fa piacere, grazie. Senta, una cortesia, volevo sapere una cosa sul mio lavoro, se aveva qualche cambiamento. Vediamo. Quanto Senato? 21 gennaio 75. Mi fermi quando vuole, grazie. Fermo? Ok. Sente? Sì, un attimo sto controllando. Allora, lavorativamente io vedo una bella ripresa in arrivo. Occhio però alla malafede di qualcuno che cercherà di ostacolarti. Quindi invidia, cattiveria intorno a te. C'è una persona è di cattiva fede. Ho capito. Però io vedo un incremento, quindi vedo un bel momento lavorativo già a partire dalla metà di questo mese. Ah, ok. Ok, quindi sempre dove sono, però un miglioramento. Sì. Mi perdoni, ma un'altra cosa volevo sapere. Mi sono trovato degli account clonati. Volevo sapere se era qualcuno che spiasse i miei accessi su Facebook o che cosa.
Gli account clonati ormai è all'avanguardia di tutti, però di solito succede sempre, cercano di fartelo sempre, quello non è clonare, vuol dire fare un clono del tuo profilo. Mi spiace. Sì, cercano di entrare nel tuo account, ma questo lo fa sempre chi ti conosce, che tenta di entrare e cerca di usare tutte le password minime immaginabili. E lei non riesce a capire? No, queste sono persone che stanno molto vicino a te o qualche tua ex. Capito? Cambia password continuamente. Quindi da mese a mese allora. Esatto, ogni mese cambia una password, non ti preoccupare. No, mi interessa di più quello del lavoro. Ok. Ok, grazie mille. Buona serata. Altrettanto, salve. Le linee ritornano libere 345 630 81 72. Grazie dei cuoricini, tap tap tap. Facciamo crescere il numero dei mi piace, possiamo 20 2400k. Pronto? Pronto? Buonasera. Salve, buonasera. Senti, gentilmente, no, vorrei sapere se tra me e mio marito arriverà qualcosa di buono, qualche notizia buona. In che senso? Su che cosa, scusa? A livello di qualcosa di soldi, qualcosa di questo genere. Vediamo se c'è una ripresa. Sì. Quanto sei nata? 20/11/75. Tuo marito? 27/9/76. Da dove mi stai chiamando tu? Dalla provincia di Napoli. Fermami quando vuoi, grazie. Sto. Ok. Sì, mi esce la carta del denaro, quindi qualche entrata economica ci sta. Quindi c'è possibilità. Sì. Trovando il giusto modo, è chiaro, mica cadono dal cielo. Ho capito. Magari. Ho capito. Però c'è possibilità, c'è questa entrata. Ci sta allora? Sì. Speriamo a Dio. Auguroni. Grazie mille, gentilissimo. Figurati, un abbraccio, Gioia. Grazie, buona serata. Ciao, buona serata a lei. Allora, per coloro che vogliono incontrarmi da vicino, io ricevo in provincia di Caserta su appuntamenti e mi reco a domicilio in tutta Italia. Quindi se vi va di prendere un caffè con me per parlare dei vostri problemi, fissate i vostri appuntamenti. 345 630 81 72 per chi desidera parlare in questo momento con me. In mia compagnia ancora per una decina di minuti, dopodiché vi devo salutare. Vediamo chi ci chiama. Forza. Mettete il seguo perché sarete aiutati attraverso sistemi di preghiera che il mio gruppo ogni sera alle ore 22 va ad effettuare. Ogni sera alle ore 22 su questo profilo vengono fatte delle preghiere di aiuto. Quindi tutti voi verrete graziati dalle energie positive che andiamo ad emanare attraverso le preghiere. Quindi perciò dico mettete il seguo. Questo è un profilo serio, professionale, non quelli che vedete in giro. Pronto? Ciao Klaus, buonasera.
Buonasera a Mi te. chiamo Anna, Anna, da dove chiami? dalla Calabria. Dalla Calabria, dimmi. Allora, volevo sapere se questo mese per me era fortunato, nel senso che sto cercando una gravidanza da 1 anno e quindi volevo sapere se questo mese per me era fortunato, cioè se scopro se sono incinta o no. Quant'anni c'hai? Che segno sei? Sì, sono Scorpione 22 e lui Ariete 27. Fermami quando vuoi. Stop. Quindi chiami dalla Calabria. Sì, Castrovillari. no. A dove? Sì, vabbè, sì, il numero sì, Castrovillari. E infatti si vedeva. Allora, vediamo se c'è questa gravidanza. No, questo mese qua no, però mi esce il trionfo e il successo. Quindi in quest'anno qua c'è qualche possibilità, qualche gioia della gravidanza in questo percorso di quest'anno, ma non questo periodo qua. Ok, grazie mille. Ok? Grazie. Ciao, stammi bene. Ciao, ciao. Andiamo a prendere un'ultima telefonata, vediamo chi ci chiama. Ultima telefonata. Tre, 4, 5, 630, 81, 72. Ultima telefonata in corso. Stop alle telefonate. Pronto? 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 Attacchiamo. Allora, andiamo con i saluti. Mettiamo le carte a posto e andiamo con i saluti. Anzitutto andiamo a salutare il pubblico di YouTube e ciao ragazzi.